Questa è la moglie di Cres. Lo ha fatto condannare con l'aiuto della protezione degli animali. Anche lei è convinto che Cres fosse innocente? Il riso al cioccolato lo ha preparato lui. Lo cucinava sempre lui. Mio marito. Allora, possiamo avere ancora dei dubbi? No. A meno di pensare che il cervello di quella povera donna abbia freddamente preparato un così diabolico disegno per accusare il proprio marito. E fino al punto di sacrificare al suo piano una innocente bestiola, il gatto, che da tanti anni costituiva l'unica compagnia delle sue giornate solitarie. È assurdo, impossibile. È lui che voleva assassinare la moglie. È lui che ha preparato un finto suicidio. Dovete condannarlo. Ma questa signora dove è andata? Ah, questo, caro ispettore, non si sa proprio. Se l'è scappata mentre lui era ancora in carcere. Si è portata via mezza casa e gli ha lasciato solo il ritratto. E lui si è messo davanti al letto.